Ciao a tutti da Campanaro 67. Oggi è stata la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, l'ultima domenica per annum, la 34esima. E oggi è 24 novembre. Scusate, è il mio compleanno. Sono qui a Fano perché il video doveva essere già andato in rete la settimana scorsa, ma per un lapsus mio che ho sbagliato l'intervallo di tempo che è passato tra la nuova seconda campana e questa sorpresa che adesso vi farò vedere, già si sa in rete per carità, 3 nuove campane che sono state appunto benedette il 13 di novembre di quest'anno e verranno installate su il prossimo anno in occasione del 20° anniversario della ricognizione del corpo di San Paterniano, che è stato vescovo di Fano. E adesso andiamo a vedere appunto la locandina. Sono all'interno della basilica, ecco, come vedete su questa locandina c'era appunto scritto Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, Basilica di San Paterniano, il Vescovo Monsignor Armando Trasarti, mercoledì 13 novembre 18, ha benedetto queste nuove 3 campane in memoria del 60° anniversario della ricognizione del corpo di San Paterniano, che è stato appunto Vescovo di Fano. Le 3 campane, eccole in fotografia, dopo le vedremo giù in fondo e ne sentiremo anche le note, sono chiamate Fede, Speranza e Carità e andranno a completare il già bel concerto di campane a 5 campane che 3 anni fa appunto si è arricchito della seconda, perché inizialmente le campane erano in scala prima, terza, quinta, ottava. 3 anni fa, nel 2016, è stata montata la nuova seconda, c'è il mio video appunto sul canale, e adesso, siccome stanno spegnendo le luci, andiamo a vedere queste nuove campane che verranno installate il prossimo anno, appunto in occasione della festa di San Paterniano, patrono di Fano. Ed eccole qua, nei pressi della piccola cappellina dove appunto c'è l'urna di San Paterniano Vescovo. Qui a destra ci sono appunto queste 3 campane che appunto sono state benedette il 13 novembre dal Vescovo di Fano e ovviamente sono, come vi avevo accennato prima, la campana al centro, Fede, e sarà la 4ª del concerto. Qui alla destra la campana Speranza, che sarà la 6ª del concerto, e qui in fondo la 7ª Carità, che sarà praticamente la campana prima della squillina. Attualmente praticamente sul campanile ci sono 5 campane, già 3 anni fa nel video appunto che vi avevo detto, ripreso da me, avevo fatto la salita e anche la distesa dalla cella campanaria della nuova seconda, sempre fusa dalla De Poli di Vittorio Veneto. E adesso vediamo appunto la locandina. Ecco, queste campane verranno messe sul campanile della Basilica di San Paterniano nel 2020, il 10 luglio del 2020 verranno appunto, suoneranno, le sentiremo insieme alle campane preesistenti, appunto perché nel 2020 ricorre il 60° anniversario della ricognizione del corpo di San Paterniano, che è stato appunto un vescovo di Fano. E adesso eccole qui, io mi sono dotato di un martellino e sentiremo ovviamente, per quel poco che si riesce a sentire, più o meno le note di queste campane. La 4ª, che abbiamo detto si chiama Fede,
sarà la quarta, quindi praticamente si andrà a collocare tra la preesistente terza e la preesistente quinta, che sono già sopra e facevano parte già del precedente concerto originario. E la sua nota è questa. Quindi, eccola, questa è la quarta. La sesta, che si chiama Speranza, si andrà a mettere praticamente dove finisce il concerto preesistente, perché praticamente la quinta, poi dalla quinta all'ottava c'è il salto e quindi questa sarà la nuova sesta, appunto Speranza, e ovviamente la campana Carità si collocherà prima della squillina, che è l'ottava, ed è praticamente sarà la nuova settima. Quindi queste sono le note delle campane che andranno a integrarsi perfettamente con le 4 preesistenti più la nuova seconda, che appunto è stata issata sul campanile nel 2016. Per il momento dalla Basilica di San Paterniano è tutto. Vi saluto, vi rimando ai prossimi video e ovviamente cominciamo ad aspettare con un certo tripudio e una certa gioia il giorno in cui queste campane spero di riuscire a riprenderlo quando saliranno, col tempo che se me lo permetterà e anche la salute, via dicendo, tante cose, perché dovremo aspettare quasi 6 mesi. E dopo questo praticamente faremo la ripresa di quando le campane salgono e ovviamente una ripresa della cella campanaria e quando suoneranno tutte insieme. Ciao a tutti per il momento da Campanaro 67, dalla Basilica di San Paterniano qui a Fano, e alle prossime. Ciao a tutti.